Ciao ed eccoci qui per un video acquisti. Qui sotto sono sommersa dai pacchettini e iniziamo subito con Sephora. Allora, da Sephora, aiuto, ho messo tutto in questa scatolina di Sephora. Qui ci sono i prodottini, anche perché qualcuno l'ho preso in negozio, qualcuno me lo sono fatto arrivare via internet. E iniziamo, metto giù la scatola e inizio col farvi vedere. Allora, ho preso la palette di Anastasia Beverly Hills, la Amresi. L'ho già utilizzata, vi dico, ci devo ancora fare una recensione per il semplice fatto che in questi ultimi, a parte che adesso mi sembra che la situazione si sia un po' calmata, però se vi parlo di 20 giorni fa vedevo moltissimi video di questa palette e mi scocciava fare anche il mio nella massa di vederne troppi. Per cui mi sono presa un po' di calma e sto facendo altri video. Comunque questa è la palette, questa qui esternamente è così e all'interno tolgo la pellicola protettiva e all'interno è così. C'è il suo pennello che io lo trovo buonissimo, l'ho sempre usato, i pennelli che trovo su queste palette li ho sempre usati, per me funzionano bene. Queste sono le colorazioni, naturalmente la vedete già usata. Comunque queste sono le colorazioni. Più avanti penso di riuscire a fare anche io la recensione di questa palette con il mio metodo di utilizzare tutte le colorazioni in vari look, però per il momento mi sono presa un po' di pausa, come vi ho spiegato prima, per il troppo ammassamento di video che ho iniziato a vedere di questa palette. Poi un altro prodottino che ho preso da Sephora è questo mascara. Questa è la confezione, sarebbe l'ultimo mascara che hanno fatto, che si chiama questo qui, il Sephora Size Up. Questo sarebbe la confezione. Io ho preso quello piccolo, per cui l'ho pagato sui 5 euro. È anche quello che mi vedete addosso in questo momento, è di colore nero e questo è lo scovolino come è fatto. Vi devo dire che a me sta piacendo come mascara, vedo che mi fa delle belle ciglia, mi piace l'effetto, per cui lo trovo un ottimo mascara anche per il prezzo che ha. Tranquillamente anche lo ricomprerei se finissi questa mini taglia. Poi un altro prodottino è questo qui, in questa confezione c'era questo rossettino di Huda Beauty che è quello che mi vedete addosso, che è la colorazione Baccalaureate. Questo qui, che è, se guardate sul sito di Sephora, almeno per ora, non so se ne arrivano altri, ma quello ho preso io è l'unico fucsia presente, perché c'è un fucsia e poi un colore che va verso il rosso, che come colorazioni diversi da tutti i nude che ci sono in questa linea. Per cui io l'ho preso pensando alla primavera, estate, che come mi vedete adesso, di solito d'estate se fa caldo non mi trucco gli occhi ed è questa la situazione con cui esco di solito. Per cui vediamo la prossima estate che temperature ci sono, per cui comunque ho già pensato al tipo di rossetto, perché d'inverno mettermi il fucsia, nì. Però d'estate colorazioni fucsia mi piace. Mi piace anche un'altra colorazione sempre fucsia che si trova sulla linea di Pat McGrath dei rossetti matte. Anche lì ci devo fare un pensierino se acquistarla o meno. Adesso vedo se, perché acquistare solo un rossetto via internet mi scoccia, fare un pacco solo, farmi fare un pacchettino solo per il rossetto, per cui vedo se trovo altri prodotti da acquistare e casomai glielo ficco dentro l'ordine anche quello, il rossettino di Pat McGrath, perché anche lì c'è un fucsia che non mi sembra niente male. Poi questa qui invece me la sono fatta arrivare via internet ed è la Cocoa Contouring di Too Faced. Questa è la scatola esterna. Questa è la confezione vera e propria. Beh, il pack è stupendo con questo cuoricino, il pack mi piace moltissimo, e anche il contouring che mi vedete addosso in questo momento.
Sulla mia pelle chiara vi devo dire che queste colorazioni mi piacciono moltissimo. Questa sarebbe, beh, adesso vi faccio riflesso perché è specchiata qui la situazione. Comunque queste sono le colorazioni di questo contouring. Io utilizzo questo, sia questo che questo. Gli unici due che devo ancora utilizzare sono questi due perché me li vedo scuri. Però diciamo che forse d'estate questo qui per fare l'effetto, non so come si chiami, quell'effetto, non mi ricordo, muy sun contouring o qualcosa del genere, che si fa il contouring anche sopra il naso, si prende con il pennello, si passa questa fascia qui come baciati dal sole, diciamo. E non so se riuscirei a farlo con questo. Comunque, e questo qui arancione avevo quasi quasi pensato di utilizzarlo come blush, ma lo devo ancora provare. Comunque anche questa, il profumo classico delle palette di Too Faced, per cui che ha un sentore di cioccolato, e vi devo dire che questa palette ve la straconsiglio come contouring. Io mi sto trovando veramente bene e se non ricordo male non costa neanche tanto e per giunta è anche scontabile con il 20%, per cui mi sembra che a prezzo pieno costi 46 se non ricordo male, e togliete il 20% per cui veramente è anche conveniente. Poi un altro prodotto che ho preso questa volta in negozio, sempre con lo sconto del 20%, è questo correttore di Chanel. Questo qui sarebbe il correttore. Io ho preso il numero, aspettate che se lo trovo ve lo dico, non ve lo dico perché non lo trovo scritto, comunque è quello più chiaro, il beige 10, che è la tonalità più chiara, per il discorso che io volevo, questo sarebbe il suo scovolino fatto così, anche quello che ho su adesso, per il fatto che io avevo già un fondotinta Le Beige di numero 30, sempre di Chanel, e mi scocciavo a utilizzare sempre altri correttori di altri marchi. Visto che avevo il sconto del 20%, ho deciso di provare a prendere proprio il correttore di Chanel. Vi devo dire che non è niente male, quello che ho su adesso non è super coprente, diciamo, però visto che ho la pelle anche segnata da rughettine, diciamo che sono i correttori giusti da portare per chi ha la pelle un po' segnata, diciamocelo così. E poi l'ultimo prodottino che vi faccio vedere, che devo ancora utilizzare, sono questo kit di matite occhi di Urban Decay. Di Urban Decay di matite non ne avevo mai utilizzata una, questo l'ho preso con il 50% di sconto, qui vedete la differenza di prezzo, e ho deciso di prenderle giusto per rendermi conto che se mi piacciono oppure no. Proviamo a fare gli swatch, così anche apro la confezione perché come vedete è super nuova. Le tiro fuori, sono 5 in totale, e proviamo a farci qualche swatchino. Allora, beh, non sono molto grandi perché penso che siano in mini taglia vedendole così, e facciamo lo swatch. Beh, come morbidezza non sono niente male, le trovo morbide, che scrivono all'istante sulla mia pelle. Adesso se riesco mi giro la mano così vi faccio vedere, vedete che scrivono subito, per cui e non sto pigiando, sto proprio leggera, e come vedete hanno già scritto subito. Nel frattempo che chiacchiero vi sto facendo tutti gli swatch di queste matitine per occhi. Beh, le colorazioni mi stanno piacendo, la morbidezza c'è, per cui come prime impressioni mi piacciono, e queste sono le colorazioni di questo kit che ho preso scontato, e stranamente l'ho trovato anche in negozio da Sephora qui a Castelfranco, perché di solito l'Urban Decay viene tenuta come stand a Treviso,
e stranamente qui a Castelfranco ho trovato questo kit, che per me Castelfranco è più vicino e per cui ho deciso di prenderlo. Poi passiamo ad altri pacchettini. Un altro correttore che mi sono presa è questo di Bourjois, di questa linea qui, Healthy Mix, questa qui, che non so se riesco a farvela leggere senza farvi riflesso. Io ho il fondotinta numero 53, preso sempre da Tigotà, e volevo, anche come il discorso prima che vi ho fatto di Chanel, che volevo abbinare il correttore al tipo di al marchio del fondotinta che sto utilizzando, e visto che l'ho trovato ho preso questo. Di questo qui ho preso la colorazione numero 51, anche qui ho preso la colorazione più chiara perché c'era 51, 52 e 53, soltanto che il 53 era troppo simile al fondotinta. Il 52 aveva un che di aranciato che non mi piaceva e l'unica soluzione è il numero 51, e vi devo dire anche qui niente male come correttore, sempre perché il fondotinta mi piace, pensando sempre a una pelle segnata dalle rughette, vi devo dire che io mi trovo bene come fondotinta. E adesso ci ho abbinato anche il suo correttore e anche qui vi devo dire che non è niente male. Un altro pacchettino, Stroili, vi faccio vedere che li ho già addosso. Ho preso questa fogliolina che mi vedete qui nel secondo buco. Io ero andata per prendere un piccolo pendente giusto per metterlo qui, perché vedete l'ho messa girata verso in su, giusto perché mi dia l'effetto di allungare il discorso di mettere orecchini qui. E quando ci sono andata mi ha proposto questo tipo di orecchino che avrebbe il perno, cioè quello che si infila dentro il buco, al centro, come disegno il perno è al centro, perché mi ha detto che se prendo un orecchino fatto piccolo così, con piccolo pendente, con il perno di lato, rischio che la parte qui più alta stia un po' staccata dall'orecchio o peggio ancora si muova a destra e a sinistra. Per cui l'unica soluzione che lei mi ha detto sarebbe che se ha il perno al centro è la migliore scelta. E visto che questa fogliolina aveva il perno al centro, l'ho presa. Ci ho dato 68 euro se non sbaglio di questi orecchini, però vi devo dire che mi stanno veramente piacendo. Visto che Stroili di solito fa in questo sacchettino con l'aggiunta di 10 euro o 6 euro mi sembra, comunque ho preso un braccialetto, questi qui che di solito sono messi vicino alle casse, che se fai un acquisto superiore ai 10 euro o 15 euro, adesso non mi ricordo, mi sembra 10, comunque ti propongono questi braccialetti ad un costo di 6 euro al posto di 16, per cui per la prima volta ho deciso di prenderne uno, non ne avevo mai preso uno e ho deciso di prendere questo qui con i due cuoricini così. Adesso non so se forse se mi avvicino si nota, vedete la catenina è tipo oro, non è in oro perché per 16 euro non ti danno un braccialetto d'oro, però per farmi capire la colorazione è tipo oro bianco e oro giallo, però non è vero oro, né vero argento, sì, non è vero oro. Comunque questa qui è il disegno che ho preso, mi è piaciuta la colorazione, l'idea di questi due cuoricini messi così, per cui ho deciso di provare a prenderlo. Lo devo ancora usare, comunque, anche perché non cioè metterlo, cava e metti, togli e metti e togli, mi dà un po' l'impressione che mi annoi questa situazione, per cui volevo quasi quasi metterlo e vedere se mi resiste anche alle docce, all'acqua, però sinceramente ho i miei dubbi che si rovini. Allora, poi passiamo ad altro pacchettino. Allora, questa volta da via internet un pacchettino di pinagli super incartato, come vedete, perché vedete che qui dentro c'è moltissima di questa carta bolle per due cose.
Io ho preso due cose, queste qui sono le due cose che ho preso. Ho preso la crema viso Super Multi Corrective Cream e ho preso il correttore, la crema occhi, questa qui all'avocado. Allora, questi due prodotti io li strauso. Questa crema, praticamente questi che mi vedete in mano sono il 4 volte il quarto barattolino che acquisto sia dell'uno che dell'altro, perché prendendo il piccolo contorno occhi e questa crema da 50 ml mi bastano più o meno sui 6 mesi, mettendoli ogni giorno, specialmente al mattino. Poi questo correttore qualche volta me lo metto alla sera, però dipende, perché specialmente adesso che andando avanti vi faccio vedere che ora come ora per la sera ho preso qualcos'altro da mettermi, per cui diciamo che questi qui rimangono la mia base trucco e quello che mi metto la mattina in ogni caso prima di truccarmi. Li trovo molto buoni per un mio discorso della mia pelle, perché io tendo ad avere degli arrossamenti sulla pelle. Vi dico che con questi prodotti, specialmente con questa qui crema viso, mi dà sollievo a questa situazione di irritazione alla pelle. Il contorno occhi è un classico contorno occhi, però è più idratante rispetto ad altri che ho provato, e questo è l'acquisto che ho fatto da Pinalli. Passiamo da Bottega Verde. Allora, da Bottega Verde ho preso anche qui 3 prodottini, allora, di cui li ho già utilizzati, per cui vi posso già dire qualcosa, perché come vedete lo shampoo l'ho già utilizzato. Ne ho presi 2, li ho pagati scontati, mi sembra di averli pagati sui 3,60 € l'uno o 3,90 €, adesso più o meno, comunque li ho presi scontati. E ho preso questi due, uno è per capelli grassi, uno è per la cute da purificare e capelli da rinforzare. Sarebbe che in teoria questo qui dovrebbe pulire la cute grassa, ma allo stesso tempo idratare i capelli in lunghezza se si hanno le punte secche. Come in ogni caso che ho già provato altri shampoo che avevano questa idea di lavaggio, a me non funzionano, infatti l'ho utilizzato meno dell'altro e vi dico che adesso l'ho passato a Davide perché veramente non mi piace. Io anche ieri l'ho provato, l'ho riprovato e vi dico che ieri sera mi sono trovata veramente i capelli un po' troppo sporchi, grassi rispetto a quello che sono abituata a vedermi, per cui ho deciso basta, glielo passo a lui. Però sarebbe questo qui allo zenzero. Vi dico che se avete i capelli secchi sulle punte e non avete problemi di capelli grassi alla cute, potrebbe anche funzionare, però su di me, o che sono io che ho i capelli troppo grassi sulla cute, non funziona, per cui l'ho eliminato, diciamo. Un'altra cosa invece è questo qui per capelli grassi all'argilla e pompelmo. Questo perfetto, l'ho utilizzato anche ieri sera, questo mi piace, come vedete riesco ad utilizzarlo tranquillamente e questo ve lo consiglio se avete i capelli sul grasso. Poi un'altra cosa che ho preso è lo scrub di zucchero tonificante. Io avevo già provato quello al cioccolato e mi è piaciuto. Ho preso anche questo tonificante, sì, niente di senza lode, senza infamia. Vi devo dire, sì, mi piace com'è. Vedete che ha questi granellini neri che scrabandosi il viso lo si sente. Praticamente io sia questo che quello al cioccolato me lo metto, faccio un po' l'effetto scrub, poi me lo lascio sul viso giusto il tempo di farmi la doccia e poi mi risciacquo prima di lavarmi i capelli, perché questi prodotti si possono utilizzare sia come scrub con un risciacquo istantaneo subito dopo quando sia finito lo scrub, però si possono lasciare anche in posa sui 5 minuti giusto per fare quell'effetto di maschera, ed è quello che faccio io.
Altro sacchettino, questo qui arriva dall'estetista. Dall'estetista ho preso due prodottini freschi, sono solo 2 giorni che li utilizzo. Praticamente sarebbe viene definito un filler labbra e un prodotto antirughe qui sugli occhi. Allora, per quanto riguarda il filler labbra, questo è il tubetto, questo è il marchio Istomer Filler Labbra, sarebbe una cremina, questa qui vedete ha questo tubetto fatto così, il prodottino sarebbe una cremina, come vedete una cremina così bianca, va messa sulle labbra e dà l'effetto di, adesso me la spalmo qui sulla mano, ma comunque come vedete non si nota niente, sparisce completamente, diventa trasparente e dovrebbe eliminare le rughettine e un po' dare l'effetto di rimpolpare le labbra. Io sono solamente 2 giorni che l'ho utilizzato, però vi devo dire che come effetto non ho visto chissà quale effetto, però di pregio non mi ha fatto nessuna controindicazione, per cui lo metto tranquillamente. Andrebbe messo 2 volte al giorno, mattina e sera. Io lo metto nei momenti in cui non sono truccata e vi devo dire che non mi dispiace come prodotto. L'altro prodotto antirughe invece è di questo marchio Bellezza Italiana. Questa sarebbe la confezione, che adesso non so cosa riesco a farvi vedere, poi mi sembra che faccia un po' di riflesso. Questa qui sarebbe la confezione, questo è il suo tubetto. Anche in questo caso ha il tubetto fatto così, questa cremina assomiglia di più ad un gel e anche in questo caso ne va messa giusto una goccia, messa qui e qui sulle zampette di gallina o raggi di sole, perché anche qui vedete che sparisce, non si nota niente, perché l'estetista mi ha detto di solito li chiamano zampe di gallina, ma noi siamo più buone e li chiamiamo raggi di sole. E per cui quando si mette questa crema qui, io appena distesa e anche nelle ore successive sento un effetto di tirare la pelle. Vi devo dire che l'idea di sentirmi questo effetto di tirare la pelle, vedo con il tempo se mi dà qualche risultato, perché questo tubettino, utilizzandolo 2 volte al giorno, dovrebbe essere un trattamento di 1 mese. E come in entrambi i casi l'estetista mi ha detto che per provare a rendersi conto se funzionano o meno questi prodotti, l'unica strada giusta da fare è quello di avere costanza nell'utilizzarlo 2 volte al giorno. E io adesso, come il contorno labbra, anche questo qui lo utilizzo quando non sono truccata e vediamo con il tempo se ho qualche risultato. Penultimo, ce n'ho questo e un altro pacco, poi ho finito. Questo qui è un pacco da Look Fantastica, anche qui super incartato. Qui dentro ci sono i prodottini che adesso ve li faccio vedere. Allora, visto che erano super scontati, ho deciso di prendere 2 primer di Urban Decay. Qui ci sono le 2 confezioni, come vedete uno l'ho preso in mini taglia, uno l'ho preso in taglia in full size. Li ho presi da Look Fantastica perché il prezzo era più conveniente di prenderlo da Sephora, per cui ho approfittato in totale di entrambi ci ho risparmiato 10 euro rispetto a prenderlo da Sephora, per cui ho deciso, finché il sito Look Fantastico funziona, che non fanno casino se entra la dogana o cosa, quel discorso lì della Brexit, per il momento l'ho deciso di prenderlo da Look Fantastic. E questi qui sono i 2 tubetti, i classici tubetti di questi prodotti. Adesso non ve li apro perché ne sto finendo uno e non vorrei fare partire la scadenza. Comunque quello più grande ho provato ad acquistare l'anti-age, che veramente non l'ho mai utilizzato.
Quello più piccolo è l'original, il classico, e questo vi devo dire che è anni che lo utilizzo ed è uno dei miei primer preferiti. Questo sto tranquilla che gli ombretti stanno lì e non si muovono. Visto che cioè forse non o ci arrivavo con i soldi, adesso non mi ricordo più, comunque ho deciso di prendere una mini taglia del Fixed Plus di MAC. Anche questo qui, come vedete come me l'hanno incartato per proteggere lo spray qui, ed è una mini taglia. Ho preso questo qui all'ananas e vediamo com'è. Ho già provato quello al cocco, se non ricordo male, e mi è piaciuta, come non aveva quella gran profumazione che mi desse fastidio, anche se diciamo che di tutti gli spray che ho utilizzato sul viso come fissanti, questi qui della MAC hanno una marcia in più, mi ispirano qualcosa di più. Mi sembra che sul viso mi diano un effetto mi parlo di quello al cocco, non so questo, mi dia quell'effetto satinato che ci può anche stare, per cui ho deciso di prendere la mini taglia qui all'ananas. Ultimo acquisto da Douglas, qui l'ho preso sul sito e me lo sono fatto arrivare in negozio. Ho preso la palette di It Cosmetics. Allora, di questo marchio It Cosmetics è rivenduto sulle profumerie Douglas. In qualche profumeria c'è proprio lo stand con i prodotti, se no altrimenti ci si deve arrangiare con il sito internet. Io qui so che a Treviso ci dovrebbe essere il stand di questi prodotti, ma non so se si siano già arrivate anche le palette, perché io l'ho presa appena uscita, infatti sul sito era scritto novità, e erano arrivate 3 palette, una sempre di colori naturali, più piccola di questa e un'altra che era considerata un anti-age, che aveva più colori brillantinati, era più, diciamo, era più sulle mie corde di questa come colori shimmer, però erano i soliti colori shimmer che un po' i doratini, gli aranciati, e un po' non mi aveva convinto, mentre questa qui mi aveva convinto di più, perché ci sono moltissime colorazioni opache da mettere qui sulla piega, ed infatti è il motivo per cui ho deciso di prenderla, perché in teoria solo questo colore qui dovrebbe essere leggermente satinato, però non è molto, cioè sì, è un po' satinato, ma non è che, cioè diciamo che questa palette sì mi piace. Se mi seguite sui vlog l'avrete vista che qualche trucco ve l'ho già fatto vedere, più avanti vi farò anche una recensione di questa palette. Comunque sono tutti colori opachi, a parte questo qui che dovrebbe essere un po' satinato, ma io adesso ve lo swatcho qui sulla mano e vorrei farvi capire che di satinato non è che ci abbia, vedete, è questo colore qui. Sì, vi dico che sull'occhio si nota perché è un colore chiaro, bianco, per cui dà l'effetto che si vede, ma se devo chiamarlo satinato, shimmer, no, perché di shimmer satinati, vedendo altri marchi, la mia idea è completamente diversa di questa texture. Questo è il colore, perché se poi vi avvicino, che qui c'è un altro colore chiaro, panna, che invece dovrebbe essere opaco, adesso ve li metto vicini entrambi, non è che, vedete, questo sarebbe il satinato secondo loro e questo sarebbe il colore opaco. Adesso non so se in videocamera si noti qualche differenza, ma vi dico che sull'occhio io non vedo nessuna differenza. Il motivo per cui sul mio occhio si nota questa colorazione è perché è chiara, ma non perché veda delle luccichi, dei brillantini al centro. Comunque, però vi devo dire che per fare la piega qui c'è una marea, specialmente questi colori qui più chiaretti. Vi devo dire che per fare la piega sono eccezionali, anche per questi qui per mettere alla fine qui come punto scuro.
vi devo dire che non sono niente male. Comunque più avanti vi farò una recensione di questa palla, ma vi devo dire è un nì per il discorso che sono abituata agli shimmer qui davanti e cioè su questa devo utilizzare sempre quella colorazione chiara che vi ho fatto vedere, perché altrimenti non mi piace vedermi tutta opaca e mettendomi sempre lo stesso colore chiaro qui davanti mi diventa un po' noioso, e l'unica gioia è qui che posso cambiare i colori qui sulla piega. Ok, ho finito questo lunghissimo video acquisti. Pensavo, ho detto, beh, chiacchiererò poco, vedo già che dalla videocamera sono passati 31 minuti, poi non so durante l'editing se riesco ad accorciare di qualche minuto. Comunque io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!